Eccoli qua, questi erano i Pentasia con Assolutamente. isterica modernità. Stavamo cazzeggiando sulla chat, allora chi è che arriva adesso al telefono? Davide Pavan ci dice Gino Paoli, abbiamo risposto quasi. No, perché poi se no si offende. Si offende. Perché siamo al telefono con Max Zanotti di Casablanca. Ciao Max. Ciao Bruno. Ciao, ci senti bene? Ciao. Bene, tu? Sì, ci sentiamo Ben bene. trovato. Sì. Come va allora? Ci siamo presi luglio e una parte di agosto per lavorare un po', visto che ci sono un po' di idee da sviluppare. E lo facciamo. Ma si riesce a prendere, cioè a darsi questi paletti, cioè mi prendo luglio, mi prendo agosto, quando c'è la creatività di mezzo si riesce a imporsi un po' un periodo o viene... No, la creatività c'è sempre, per fortuna, là. però bisogna lavorare in modo che le energie non vengano disperse per niente, quindi magari le idee che hai durante l'anno fai una registrazione un po' così, giusto per fissare gli appunti, e poi ti prendi del tempo per vedere quello che hai fatto durante l'anno e cose nuove che ti saltano in mente. Ovviamente ci sono periodi più creativi, periodi meno creativi, però ovviamente è il nostro lavoro, quindi dobbiamo per forza essere sempre pronti. Cosa ci dobbiamo aspettare, Max? Un bel disco. Se è come il primo che avete fatto, cazzo, bello sì. Deve essere anche un disco tranquillo, no? Calmo. Sì, tranquillissimo, per i periodi che stiamo attraversando sarà molto più tranquillo del primo. Immagino. Ecco. Ascoltami, invece il 27, insomma, sabato 27 agosto sarete sul palco del Virgo Festival. E molti di quelli che saranno presenti fra il pubblico hanno già avuto modo di vedervi, ma sicuramente ce ne saranno anche altri che sarà la prima volta che vi vedono. Non vediamo l'ora, è una zona fortunata per noi. Dai, bene, mi fa piacere. Cosa devono aspettarsi invece gli spettatori del Virgo Festival, insomma, di questo festival indipendente, perché è giusto un live atomico, no. Come sempre. Guarda, eravamo la trasmissione scorsa con in Faccia Scura, si diceva di rompere le assi del palco, proprio di distruggere il palco ogni sera e quello no, però c'era questa come idea, insomma. Addirittura la volta scorsa è saltato fuori un commento tipo "Take no prisoners", qualcosa del genere. Ok, no, niente, vi ringraziamo fin da subito, insomma, per aver accettato di far parte del bill di questo festival, che è la prima edizione indipendente, insomma. I Casablanca si considerano una band indipendente? Il discorso è che se ci fossero gli addetti ai lavori discografici che avessero in questi anni migliorato la musica, allora ne prenderemmo consiglio, ma visto che l'hanno disintegrata, perché cazzo devo farmi pilotare da uno che mi ha fregato e ha fregato il sogno a tanti? Io proporrei un monumento di Max Zanotti in piazza Adolo. Assolutamente. Detta questa. Credo che sia andare un po' controcorrente, no? Meglio controcorrente, andare a pestarsi la zappa sui piedi, a sentire consigli da chi ha distrutto un mondo. È vero. Ottimo, ma allora, visto che a sto punto tutte le band sono indipendenti, perché mi insegni che bisogna un po' arrangiarsi da soli, adesso come si fa a intrecciarsi anche con le altre band, a creare situazioni? È difficile, bisogna lavorare di più, insomma, cioè, anche per non cavallarsi con le altre band, non trovare i giusti spazi e anche star vicini, ecco, assieme agli altri senza invadere gli spazi. Guarda, purtroppo, ne ho fatto parte anch'io di questa generazione, in Italia non si è mai creata una scena musicale unita, come è successo in altre parti del mondo, senza andare a scomodare Seattle, Manchester, New York, in Francia c'è un movimento floridissimo di musica, sia musica elettronica che musica pop, musica rock, insomma musica in generale. Certo. L'Italia purtroppo è forse dagli anni 50-60 che non si è mai creato
un movimento vero e proprio, probabilmente perché siamo i fautori del giardinetto di casa, no? Finché non mi rompe le palle. Purtroppo l'Italia è un popolo individualista e quindi se lo vai poi a inserire questo concetto nelle varie sfere sociali, e quindi la musica lo è in primis, ti accorgi che ognuno fa i cazzi suoi e non si riesce se non in poche occasioni, però non è sufficiente per creare un vero e proprio movimento, perché un vero e proprio movimento non sono 3-4 band che si riuniscono e fanno un tour assieme, non è un movimento quello, è una scampagnata. Ci stiamo provando qui, guarda, con questo consorzio. E io vi ammiro per la vostra tenacia e la vostra presa di posizione. Comunque è importante che ci siano delle persone che credono ancora che si possa cambiare qualcosa lavorando. Ci crediamo, sì, perché si può. Dai, allora Max, grazie per il tuo tempo. Cosa dici? Se ci ascoltiamo un brano che si chiama Gelido, lo conosci? Va bene, ok. Ok, ci si vede a fine agosto al Virgo Festival. Buona serata, ciao, Max. ragazzi, grazie. Ciao. Vieni con me, in fondo all'inferno con me. All'inferno con me, un posto lo tengo, lo sai, ti abituerai. Difficile ingoiare quest'odio che c'è, con un malinteso che poi non paga mai.